Sperare insieme è una missione per i giovani di tutto il mondo sollecitata da Papa Francesco nel corso della Giornata Mondiale della Gioventù, celebrata nell'agosto scorso a Lisbona. La Consulta dei Giovani ha declinato questo tema anche per la giornata che si celebrerà sabato a Santa Margherita Ligure. Abbiamo ripreso il tema della speranza dalla parola tikva, che significa corda e legame, e quindi vorremmo che i ragazzi scrivessero un loro messaggio di speranza da attaccare a questa corda e poi fine serata riprenderselo, così che un po' ognuno sia speranza per l'altro. L'appuntamento sarà caratterizzato da alcune testimonianze e da un gesto di carità. Portare alcune testimonianze dal mondo con alcuni interventi a distanza da parte di alcune persone, ma anche proprio alcuni ragazzi della diocesi, e poi ci sarà anche un gesto che è un po' concreto. Abbiamo chiesto ai ragazzi se quella sera lì vogliono portare proprio un contributo per mandare alle popolazioni della Terra Santa. Pur in un contesto storico difficile, i giovani della diocesi hanno desiderato cogliere l'invito del Papa. Invita tutti i giovani, nonostante le varie situazioni in cui sono chiamati a vivere, a tenerla accesa, facendoci anche un invito concreto. Non passi giorno in cui noi non riusciamo a ricavare una parola di speranza. Una luce che ciascuno ha attinto con maggior forza proprio nelle giornate trascorse a Lisbona. Sicuramente dalla GMG una cosa che mi sono portata a casa è tantissimo entusiasmo, tanta gioia e anche tante, come si può dire, nuove relazioni che non sono nuove ma si sono intensificate. Sicuramente la GMG è stata un'esperienza indimenticabile e le parole del Papa hanno sicuramente lasciato un segno. Mi sono sentita chiamata in causa in prima persona. È stata una conferma di cosa vuol dire donare la propria vita.